Ben trovati a tutti gli amici della terza pagina della cultura pubblicata in tutto il territorio nazionale dal selezionato gruppo di emittenti radiotelevisive locali che informano il territorio. Realtà, come ho appena detto, locali che spesso registrano ascolti anche superiori a quelli delle reti nazionali. Siamo nel fine settimana di chiusura della 68esima edizione della prima storica mostra dei vini di Col San Martino, nella quale il Prosecco DOCG già dalla metà degli anni 50 ha avuto il dovuto rilievo. Data certa a una ardita lavorazione di vitigni sui crinali delle colline, peraltro più di recente elette a patrimonio dell'umanità riconosciuto dall'UNESCO, una inviolabile denominazione di pubblico dominio, una questione di mera cultura del lavoro che si sposa egregiamente con la cultura della musica classica. Innanzitutto un caro saluto di ringraziamento al parroco di quando abbiamo registrato, Don Carlo Maccari, oggi in quiescenza anche per motivi di salute, e un saluto anche al nuovo parroco, Don Francesco Salton, che mi dicono sia anche un eccelso musicista, organista. E permettetemi di ringraziare anche gli operatori della Proloco, tutti, per il gran lavoro che dà lustro a tutto il paese e al Prosecco DOCG, valore mondiale, e per tutti appunto il presidente Luciano Stival. Passando alla proposta di questa terza pagina, abbiamo scelto un concerto registrato alla chiesetta di San Vigilio, perla di fine primo millennio, con caratteristiche di acustica incredibili. Da decenni infatti viene utilizzata dai più grandi musicisti ed ensemble proprio per le loro registrazioni più professionali. E ospiti due eccelsi musicisti, il chitarrista Massimo Scattolin, il quale dopo alcuni incontri con il celebre maestro Andrés Segovia ha poi studiato con Alirio Diaz, che definì quella di Massimo una squisita arte chitarristica e musicale. Trevigiano ha iniziato la sua giovanissima attività concertistica come solista per dedicarsi poi alla musica, come dire, da camera, e successivamente si è specializzato nell'esecuzione dei principali concerti per chitarra e orchestra, meritandosi anche la dedica di opere di grandi compositori come Archer, Piazzolla, Morricone. In Europa, in Cina, in Australia e nelle Americhe la sua arte ha conquistato pubblico e critica, che lo ha unanimemente definito uno dei migliori esecutori della chitarra. È anche il primo chitarrista italiano titolare di cattedra di master al Mozarteum di Salisburgo. E non da meno il violoncellista Giuseppe Barutti. I suoi colleghi dicono sia forse il più grande violoncellista italiano. Ha debuttato a 12 anni vincendo il primo premio al prestigioso concorso di violoncello di Vittorio Veneto. Si è diplomato con il massimo dei voti e la lode al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia sotto la guida di Adriano Vendramelli. Ha svolto un'intensa attività concertistica al fianco di grandi musicisti del calibro di Salvatore Accardo, Bruno Canino, Rocco Filippini, solo per un cenno, per citarne qualcuno. Giuseppe Barutti ha suonato nei festival più prestigiosi del mondo. Per il Teatro La Fenice di Venezia ha registrato l'intera opera per musica da camera di Brahms, riscuotendo un considerevole successo di pubblico e di critica. Nemmeno ventenne
ha ricoperto il ruolo di primo violoncello al Gran Teatro La Fenice di Venezia, a casa sua, lui è appunto di Venezia, e di recente proprio il Gran Teatro La Fenice lo ha reinvitato, lo ha rivoluto tra i suoi, senza dimenticare l'Orchestra Filarmonica della Scala di Milano, i solisti veneti e i solisti di Radio Veneto 1, prima e unica orchestra filarmonica e da camera di una radio privata locale italiana. Carriera stellare. Potrei continuare per qualche settimana, ma è bene dare la parola direttamente ai protagonisti, ovvero al maestro Scattolin, per la diretta presentazione dei brani in programma. Buon ascolto. Buonasera e grazie di essere venuti, nonostante questo tempo un po' terribile. Del resto è estate e quindi, anche come scriveva Vivaldi sulle stagioni, tempo impetuoso d'estate. Allora, il primo brano che andiamo a eseguire questa sera è una specie di tanda. Chi di voi balla il tango sa cos'è una tanda, cioè una tanda è un set di danze in cui all'interno di una milonga i ballerini ballano, cioè non solo tango, ma in mezzo mettono anche qualche valzer. Allora io ho messo insieme alcuni brani celebri, alcuni brani che magari sono forse anche meno celebri, ma che mi piacevano. E sono, mi pare, 5, quanti sono? 5, alcuni di Piazzolla e altri di altri compositori famosi del tango. E l'abbiamo chiamato Tango in Adamas.
Adesso il brano più, come dire, più rappresentativo del concerto, il brano più importante, adesso andiamo da fare, che è la sonata per arpeggione di Schubert. Questa sonata è veramente un capolavoro. L'arpeggione era uno strumento simile alla chitarra, solo che si suonava con l'arco e aveva 6 corde. Tradizionalmente non si suona più l'arpeggione, ma si suona con il violoncello questa sonata, ma il violoncello ha 2 corde di meno, quindi questo è un problema, naturalmente per lui soprattutto, perché diventa molto più complesso. E tutti i più grandi violoncellisti del mondo si sono cimentati sull'arpeggione perché è un capolavoro assoluto, diviso in 3 movimenti: allegro moderato, adagio ed allegretto.
Siamo arrivati all'ultimo brano, che non è breve comunque, è anche questo un brano di circa 12 minuti, un quarto d'ora. È anche questo un insieme di 5 brani che io scrissi tanti anni fa durante una permanenza a Buenos Aires. È una specie di dedica alla musica di Astor Piazzolla, che Astor Piazzolla, voi sapete, ha reinventato un po' il tango, introducendo molto questo 3-3-2, soprattutto questo e allora, io non sapendo che titolo dare a questa composizione, ho dato 3-3-2, che è appunto la base di questo tempo.
chiesto prima a Beppe se aveva ancora forza, nonostante la febbre, di fare un pezzo fuori programma, e mi ha detto di sì. Adesso allora facciamo una canzone che io trovo bellissima, a me piace molto, anche a Beppe. Si chiama La rosa e il salice di Carlos Guastavino. Mi sembra sia stata una puntata della terza pagina di autentica eccellenza. Spero possiamo darvi ancora questo nostro contributo culturale, augurandovi buon ascolto con le prossime trasmissioni. Ci diamo appuntamento alla settimana prossima.